Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Whoa, woman, oh woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I've seen. I guess you say so. Buonasera a tutti, siamo qua per un nuovo ciclo di trasmissioni di Ingresso Libero. Ingresso Libero perché quest'anno, ditemi se sbaglio, perché vedete c'è già qualche componente che voi conoscete benissimo che ha fatto parte del cast l'anno scorso. Sto parlando di Valentina Matarozzi, sto parlando di Antonio Pizzurro che conosciamo già. Gli altri qui li conosciamo meno, però li abbiamo già visti. E poi c'è una novità, questa sedia da quest'anno è per il pubblico, per i telespettatori, cioè che non ci guardano più solo da casa, ma possono venire anche a guardarci in studio e capire meglio la situazione. E noi capiamo anche qual è il target a cui ci rivolgiamo, il target di persone a cui ci rivolgiamo. Com'è che sei così serio? Perché... Parlami io. No, sono serio perché guardavo i calzetti del mio collega e ho detto, saranno belli i miei? A tutte le puntate c'è la gara di calzini. C'è la gara di calzini. Cioè noi iniziamo un nuovo ciclo di trasmissioni con i calzini. La cosa bella, calzini. sai qual è? Che lui non c'ha i lacci, come... Non ti imbalzi senza lacci? Beh, anzi, ecco perché non Grano, sto zitto. volevo intervistarti dopo, dovresti essere anche un po' cavaliere, partiamo da Valentina, certo, che è la nostra Ugola d'Oro, la nostra colonna sonora, lo è stata l'anno scorso e lo sarà anche quest'anno. Grazie per avermi riconfermato, mi fa piacere. Che poi diciamolo che non si aspettino grandi prestazioni oggi, perché No. oggi manderemo uno dei tuoi brani perché sei infortunata. No, beh, infortunata, sono un po' di raffreddore, allora insomma avrei una voce piuttosto nasale. Sì, hai la voce, sembri il Cyrano, è vero. Purtroppo è così. Del resto un tennista è facile che si faccia male al gomito, un cantante al naso, alla gola, insomma. Queste sono è una parte delicata. Perle di saggezza. Beh, di dei tuoi successi. Senti Antonio che cosa ci ha combinato quest'estate. Quest'estate sono uscita con un nuovo brano che si intitola Dalila. Dalila, non so se fra poco lo manderemo in onda forse più tardi. Sì. E è andato molto bene, è stata una bellissima soddisfazione perché è stato nelle classifiche italiane radiofoniche, è arrivata fino alla 20ª nella top 20 italiana, insieme ad altri grossi nomi. Ma possiamo controllare, sì. Sì, no, merita un applauso. Grazie. È stata una cosa inaspettata perché non me l'aspettavo sinceramente. Se te l'aspettavi era una cosa aspettata. Esatto, è stato decisamente inaspettato. E quindi sei diventata molto ricca, va bene? No, ricca per niente perché non si becca più un soldo dalle radio. Però l'hanno potuta ascoltare dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia in tanti. Insomma. Questo è molto bello. Brava. E tu Antonio? No, niente, intanto... Voi del teatro, io lo so, io ti ho portato un grandissimo comico bolognese e non solo, che è Maurizio Grano. Grano è un nome reale? Assolutamente sì. Sì, cioè non è d'arte. No, io so che voi a registi teatrali guardate con snobismo i comici, delle volte. No, anzi, ti dirò che il teatro è nato con i comici. Cioè, la nascita del teatro erano i comici, erano le compagnie di giro che facevano delle rappresentazioni comiche, divertenti, in cui c'erano dei personaggi. E allora dillo ai tuoi colleghi quando snobbano i Quindi il comico giullari. ha un valore culturale enorme, ed è anche difficilissimo, perché è facile far piangere, ma è difficilissimo far ridere. Questa è una banalità, ma è vera. Difatti nella scuola che
che stiamo facendo e che già facciamo dall'anno scorso, insegniamo il comico e c'è da studiare parecchio, insegniamo a fare i comici e c'è da studiare parecchio. Quindi i comici ben vengano, ben vengano. Poi tu Davide, voglio dire... Va bene, visto che hai introdotto questo argomento, mandiamo lo spot dell'attività, di una delle attività che fa la Bottega del Buon Umore, che è coproduttrice assieme a DTV di questo programma. Allora, visto che hai tirato fuori l'argomento, chiediamo alla regia di lanciare i corsi. Dai, ci siamo. Sono in partenza i corsi di comicità antistress a cura della Bottega del Buon Umore. I sedi: Bologna, Imola, Castel San Pietro, Casalecchio. Volete saperne di più? 339 444 9494. Avrò detto bene? Vabbè, no comment. Era bella quella foto. Ecco, così introduciamo anche l'ospite successivo, che è Lucio Russo, è un fotografo professionista che... A chi ti ispiri te? Come si diventa fotografo? Hai dei maestri, degli esempi? Io ho cominciato quando avevo 4 anni e poi la prima macchina l'ho comprata a 12 anni. E poi è sempre un guardare attorno, osservare, ascoltare le persone e sempre scattare. È un continuo, provare... Ma il fotografo è bravo perché sa usare bene la tecnologia moderna a disposizione per fare la fotografia, o è uno che coglie l'attimo, che sa vedere quello che gli altri non sanno vedere? Dipende da come uno fotografa. Io non ho mai studiato fotografia, sono praticamente un autodidatta e regalo emozioni con tutta l'esperienza che ho fatto in questi 25 anni. Però ho visto che come autodidatta te la sei cavato, perché mi ricordo, ne parlavamo anche con Antonio, hai vinto dei premi. Sì, ho vinto un premio a ottobre l'anno scorso alla Triennale di Arti Visive a Ferrara, poi dopo un altro evento a Ferrara, un'altra mostra di arte contemporanea, la miglior fotografia, poi un secondo premio all'Alexander Museum di Pesaro a marzo quest'anno. A me bastano già questi, troppi premi, anche E troppi. poi, Bravissimo. e poi un'altra mostra a Milano, adesso piano piano mi allontano verso... Ah, fai le mostre anche? Sì, sì. Io ho una domanda per un fotografo, posso? Allora, io vado in giro con la mia macchinetta fotografica come tanti di noi. Arriviamo in una bella città nuova, andiamo nella piazza dove c'è più aggregazione di persone e cominciamo a fotografare. Dopo un po' si incavolano. Ma tu fotografi me? No. Ma come si fa a fotografare le persone in un momento spontaneo, quindi non in posa, senza chiederlo? Per il discorso della privacy, dici? Sì, voglio dire, potrebbero anche non essere d'accordo. Ti metti d'accordo prima? Dipende quanto uno è distante nel fotografare. Io, se sono molto vicino e uso un obiettivo corto, vado, glielo chiedo e gli dico: sto fotografando, posso fotografarvi? Ho capito. C'è una distanza? Diversamente, se ho un obiettivo un teleobiettivo, io posso stare anche a 100 metri, loro non mi vedono. Okay. Ed è molto più spontaneo. Quindi ti metti a distanza di sicurezza delle botte? No, tanto non riesco a correre. Io vado, pattuisco e dico: io sono qua in giro, siate voi stessi, perché comunque non... Certo. Poi le foto gliele regalo, anche se mi danno una mail così io le regalo. Sì, no, era una curiosità, perché dico, ma come... Ma il fatto che tutti vadano in giro con questi telefonini e scattino continuamente fotografie è un danno o è indifferente per un fotografo professionista? No, purtroppo si è svalutato molto il discorso di foto artistica, perché tutti fanno fotografie e tutti pensano di essere fotografi. E il valore aggiunto è chi riesce a dare l'emozione nello scatto. Se riesci, guardando la foto, se riesci a stare a bocca aperta 2 minuti, hai raggiunto l'obiettivo. 2 minuti a bocca aperta. Così. E come si fa a capire una foto bella da una meno bella? Se io ti do una cartolina, quanto tempo la guardi? Bella, poi la passi via.
Se stai lì cominci a osservarla, a guardare come è stata scattata, dove guardano le persone, com'è il contorno, che emozione ti dà. Se poi ne parli agli altri, dici, sai che io ho fatto una fotografia che era molto semplice come fotografia. Un fiore giallo in un prato verde. E questa fotografia si chiamava L'intruso. Una congregazione di persone è andata a San Pietroburgo in Russia, ha visto un tulipano giallo in mezzo ai tulipani rossi e hanno detto guarda l'intruso. Allora è saltato fuori uno che fa ma sei stata anche tu alla mostra di Lucio Russo? Questo è dare quel valore aggiunto che gli altri parlano di te. Il fotografo parla molto con le immagini, lui parla molto anche con le parole, No, lui parla molto bene, cioè infatti padroneggia anche perché, quel linguaggio. perché ha le idee chiare, si vede. La fotografia comunque ha una funzione narrativa forte, oltre che documentaristica, diciamo, Sì. no? Cioè può raccontare una storia. Cioè, abbiamo visto delle foto bellissime che... Tant'è che a me piace più sedermi a tavolino, discutere un progetto e poi realizzarlo. Diverso è se uno va per dire in giro a Bologna e dice fotografo quello che vedo e fai un montaggio successivo e dici racconto una giornata a Bologna piuttosto che hanno nominato il nuovo arcivescovo, questo, quello, e dipende lì dal fotografo che storia vuole raccontare. Cioè, te sei in grado di rifare l'immagine anche a un artista, magari dopo ti facciamo vedere il book della Valentina e tu mi dici se ci dici se va bene o se glielo miglioreresti, dove agiresti, dove si può fare di più, può essere magari, anzi, un'idea. è Ma non è sbagliato, dipende da cosa ha visto il fotografo in quel momento. Come era Valentina in quel momento. Non esistono foto giuste o sbagliate, dipende da quello che vede l'altro. Possono sempre nascere delle collaborazioni, insomma, sono aperta io a queste cose. Stai già scrivendo delle nuove Sì, sto canzoni? scrivendo, è un periodo molto fertile. Noi ascoltiamo tanto voi cantanti, quindi sei anche cantautrice. Sì, ma non è da tanto, nel senso da piccolina, insomma, diciamo da piccolina, va. Scrivevo tante cose strumentali, canzoni, vere e proprie canzoni con la lirica, eccetera, è da poco in realtà. Beh, quest'anno ne vedremo delle belle. Non so se quest'anno, perché prima voglio fare un gruzzoletto di canzoni e poi uscire con un album specifico. Cioè, quindi per noi hai paura a fare delle anteprime che te le rubino? No, non ne posso, al di là del fatto che comunque se dovessi fare un'anteprima sarebbe già, tra virgolette, salva in SIAE, perché ci sono vari modi per il copyright di poter tutelare, no, una canzone. Ma al di là di questo però vorrei avere visto che sto preparando questa cosa, questo album, vorrei dare un cappello all'album similare per tutte le canzoni, quindi non posso farne una, poi un'altra. Fai così allora. Ho sentito prima una canzone di Vasco mentre stavo venendo qui, ma delle volte non ci soffermiamo sulle strofe che scrivono. Diceva, ho guardato dentro un'emozione ed ho visto tanto amore e ho capito perché non si comanda al cuore. E va bene così. Vasco scrive delle parole pazzesche. Ho guardato dentro un'emozione. Grano. Quante volte? A guardarci anch'io. No. Creami l'emozione che dopo ci butto l'occhio dentro. No, volevo dire solo una cosa che mi è venuta in mente. Lo sai che mia madre si è sempre vergognata che io facevo il comico? Si vergognava di questo fatto qua. Forse perché il comico ai tempi, il giullare, se non faceva ridere il re lo ammazzava. Beh, adesso non è... No, per dire no. O lo mandava fuori dalla corte, adesso diciamo, non è... Mia madre non si è mai stimata, cioè non... No, ai tempi sì, c'era questa arte giullaresca, c'era da dire però che, adesso se tua mamma è cattolica, può darsi che le sia rimasta una reminiscenza
Quasi, per la Antonio, quale, sembrava per la quasi quale un po' l'attore, il comico, che poi allora con la parola comico si intendeva tutto, si intendeva sia il comico che il drammatico. Diciamo. Forse mia madre lo intendeva come nulla facente Ecco. il comico. Era visto, No, era visto stiamo un po', facendo dei ragionamenti, visto era che un visto bel- un po' come un anti, No, mi fate Secondo venire me in mente anche queste quello. cose qua, hai capito? un contrario ai dettami, ecco, ai dettami della Chiesa, della E cultura dipende cosa cattolica. facevi te. Sì, ma comunque C'è- l'artista in c'è sta generale, cosa- se hai Mi sono visto... attaccato, mi hai fatto venire in mente mia madre. Mio padre ha 83 anni, dopo 83 anni mi ha detto, ma tu fai ridere? Beh, Non riusciva a capirlo. No, non riusciva a dirmi, vai fuori a fare... questo è, ma è normale, sai, non è una cosa. Un po' per tutti gli artisti, secondo me. Voglio Poi, dire, chi, Credi, insomma, mi si è aperto un io mondo. immagino il 90% delle famiglie italiane alle quali il figlio o la figlia a 18 anni dice mamma mi metto a fare teatro. Finisce sempre a rissa. Poi casomai viene accettata la cosa, però un po' Sì, di la mamma che ti dubbio, dice, "Prova qualcos'altro sprechi il prima, tuo poi dopo." tempo, sprechi qua, cosa fai, poi chissà chi Quando i frequenti. comici o gli attori in genere vedono un regista, non lo so com'è, è come andassero dal confessore, gli viene voglia di dire delle cose che non hanno quasi mai detta a nessuno. È vero? Quindi sfogati, ce l'hai No, lì? ho Sai detto... cos'è? Sai qual è il problema? Il problema è l'oggetto di cui parlare. Cioè, il comico normalmente attinge Io dalla intanto- realtà. No? Certo. Bruna, La modifica, la dopo, stravolge, se hai un la contributo tempesta, dall'archivio, preparalo. Il problema è che noi quest'anno, per esempio, abbiamo Mi attraversato senti? un anno... Nulla. È l'archivista? Sì. Ah. Ma, No, l'avete- perché abbiamo gli studi comunicanti. Perché l'avete messo in cantina quest'archivista? Scusa, Ma io sono sotto. È sotto, beh, devo... C'è un cavò? Dai, io penso che... dai, mi fanno segno che Bruna è pronta. Abbiamo dall'archivio... ha tirato fuori le interviste che facevamo ai cicloraduni, dove si vede cosa pensano Ah, le sì, persone sì. comuni anche non solo di ciclismo, ma della situazione no, Quella fu italiana. un'esperienza meravigliosa. Quella ce l'ho, ve lo porto. Ce l'ha Bruna? Ha detto che ce l'ha da giù? Sì. Davide dal Fiume, la bottega del buon umore, siamo qui con le pedalate del buon umore. I poco seri ne ho visti, ma come questi, complimenti. Sempre stato un ciclista, pensavo che si vedesse dal fisico, No, pensavo adesso poi se tengo la pancia un po' dentro verrà molto meglio, ecco. Un ciclista perfetto. Siamo tutti di noi, ci fidiamo. E se a me che non me la rubino, perché allora che costa questo? Ma costano tutte qui, non saranno... No, non tutte, quella lì costa molto meno. È ancora antico. Uno dei più vecchi, 700.000 chilometri in bicicletta. Ma quanti? Quanti? E quanti ne vuole ancora fare? Si sono un po' stancati i muscoli. Un po' di tempo fa ha fatto il record dell'ora, un centenne ha fatto 24 km. L'ho letto anch'io. È uno svizzero. Svizzero. Lei prima o poi lo batte quello svizzero. Io, lì, buono, però 100 anni ci sono ancora 28 chilometri. Cosa avete? 28 anni. Eh. C'è ancora 28 anni da fare. Tra 28 anni batte il record dell'ora dei centenni. lei. Speriamo. Ciao. Quando si cade di bicicletta per non prendersi paura bisogna fare come col cavallo, il fantino col cavallo, risalire subito, no? Oddio, questo non so, non sono mai caduto. Mai, Adesso mai. posso toccare ferro? Sì, ma siamo ben superstiziosi noi Sì, italiani. sì, assolutamente, assolutamente. Anche lei, Il superstizioso. gatto nero torna indietro. Siamo nel terzo millennio, siamo ancora che... Io se passa il gatto nero cambio strada. Io sono un ciclista che ho fatto tutte le salite d'Europa. Tutte? Le salite di Europa. La più lunga è... Ma come facciamo a Granada. controllare? C'ho i documenti io. C'hai i documenti? Sì. La più lunga è a Granada, la Picco della Vetta, 50 km, va sempre su, fino a Sierra Nevada. Che tubolari usa? No, quelle cose lì non le so. Che rapporto usa?
Quello è un disastro, cioè io lo devo sempre chiedere a mio marito. Cosa pensa quando è in bicicletta? Canta delle canzoni mentalmente? Sì, le so tutte, anni 60 e 70. Come 24.000 baci! Ce l'ho da Celentano, è rimasto sorpreso, meravigliato è rimasto anche lei. Ma non si può solo dire se ha una buona sensazione per il futuro o brutta? No, l'ho brutta. Sì, perché gli operai solo la fame, lo Stato italiano è indebitato e i partiti hanno i soldi, hanno i miliardi. Vabbè. Di lei arrotonda la pensione? Io arrotondo con la bicicletta e con gli sponsor. Sì, lei del resto quando uno sa guadagnare, sa guadagnare. Sì, poi adesso col burlesque, sai che come adesso mi butto anche lì. Nel burlesque? Nel burlesque, sì. Dai, adesso provo perché vedo che rende. Ma quando gli è venuta l'idea? È proprio stanotte. Si butta sul burlesque, questa poi. Ballavano le mie sorelle erano del 21 al 22. Ballavano lo spirù. Spirù. Spalla con spalla la rimbo. Lo spirù. Su e giù. Lei non pensa che i governanti ci vogliano bene, pensino prima a noi che a loro? No, pensano prima a loro, poi dopo a noi. Quello sicuro. Quindi dice che sono un ingenuo io a pensare che pensino prima a noi. Se lei la pensa così, sì. Se invece la pensa come me, allora vuol dire che è tutto, almeno io la penso così. Ho capito, basta guardarli negli occhi quando parlano. Che non Porca miseria. Se mica bisogna ascoltare le parole, basta guardare gli occhi. E poi gli interessa solo le banche e tutto il resto. I once met a man with a sense of adventure. He was dressed to thrill wherever he went, he said. È fatica andare in bicicletta. È fatica andare in bicicletta. Con un po' di allenamento. Ah, Salomon. Bisogna averne voglia e del tempo da perdere. Da perdere? Ma cosa dice? Quanti siamo? Come da perdere? Ma non può dire così. No. Lei che ha... Tu che hai vissuto, che sei più saggio di me, dammi un buon consiglio da mettere in pratica per il proseguio della mia esistenza. Cerca di stare bene. Ma come si fa se non so come? Devi essere in pace con la tua coscienza. Quindi devo seguire poco il mondo esterno più la mia intuizione. Certo, sicuramente sì. Te mi hai detto così o io faccio così? Ti ho detto così, ricordatelo. Va bene, grazie. Ciao. Guarda, faccio così, Fai così. Va bene. Certo, va bene. Inizio subito. No, dovevi cominciare da ieri, non da subito. Signore e signori, finalmente abbiamo l'onore, il piacere di avere qui con noi Gigi Manganoni in persona, campione del Giro del Trебbo, campione del pedalone. Gigi, ti posso dare del tu? Ecco, allora, adesso te sei un amatoriale. Sì, mi prende un po' in giro, però in realtà ho fatto agonismo nei dilettanti, una corsa l'ho vinta, andai in fuga subito, era nel corso dei dilettanti. Il direttore sportivo dice: no, aspetta, il traguardo è troppo lontano. Io: no, sto bene, vado. Dopo 100 km c'hai il vento contro, il gruppo sta organizzandosi per venirti a prendere, aspettali, falti raggiungere, poi li batti in volata, perché da solo fatica a tenere l'andatura di un gruppo. E io: no, sto bene, vado. Ho tagliato il traguardo, fermati, hai vinto. No, vado, mi tiro avanti per la tappa di domani. Hanno dovuto abbattermi, mi era presa la frenesia del ciclista. Senta Manganoni, io devo fare una domanda un po' particolare, ma che ci brucia qui Che rivista, che giornale si deve mettere nel petto quando si ha freddo in bicicletta? Ecco. Ah sì, grazie. No, sì, non si usa più solo il giornale, anche la mantellina, però io sono uno di quelli che usa ancora il giornale. L'altro giorno l'ho chiesto al direttore sportivo, perché si arriva in salita, ci vogliono 8 ore per salire e certe discese 30 secondi per scendere, che non sai se scendi o se precipiti. Allora chiedo al direttore sportivo: mi passi il giornale? No! Vabbè, in fondo alla discesa te lo ridò. No, te me lo spiegasti tutto, devo ancora leggerlo. Dico: vabbè, te lo ridò, prenditi qualcos'altro. Mi sono preso la bronchite. È chiaro. Da Gigi Manganoni c'è sempre da imparare qualcosa. Grazie davvero di essere venuto qua a trovarci. Grazie, buona giornata.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Ecco, siamo di nuovo qua. Io prima non ho detto niente volutamente perché volevo capire se chi ci segue da casa è un po' attento a quello che facciamo, se non gli interessa. Cioè, non vedete niente di diverso rispetto al passato? Lo studio, le luci, Stai la aspettando scenografia. che sia qualcuno del pubblico? Forse allora è lei che dovrebbe rispondere. Lei, ecco, giusto Valentina. Abbiamo cambiato lo studio. Assolutamente. Bellissimo, devo dire. Dica quello che pensa, non è che deve dire bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. A noi sembrava cioè, che fosse arrivato il momento di dare un tocco in più rispetto al passato. Ci siete riusciti, secondo me. Poi Grazie. non so quanto conti il mio parere, però insomma. Ma mi ecco, piace. allora, qui abbiamo un telespettatore tipo, cioè, ma lei la televisione, noi e gli altri, la guarda facendo delle altre cose, distrattamente, concentrata, sospende le sue attività domestiche per fare solo questo? Beh, dipende. A volte l'ascolto come se fosse la radio. No, noi facciamo televisione, se no faremmo radio, allora è inutile. Ma Abbiamo fatto la scenografia nuova, ascolta come fosse la radio. Sì, ma Però andavamo all'ora di cena. Io sono sincera, delle volte mi capita di ascoltarla, delle volte la guardo invece con interesse e sospendo tutte le attività. Sono molti i programmi che riesci a seguire fino alla fine o sono pochi? Non sono tantissimi effettivamente. Io ho sentito un esperto l'altra sera, effettivamente diceva, una volta prendevi Corrado e il maestro Pregadio e più 2 o 3 matti ti facevano una trasmissione di 2 ore e mezzo. Adesso per fare la trasmissione di 2 ore e mezzo ci vogliono 50 persone, tutti professionisti. Certo. E comunque quello che vale sempre è il test del ragù. Cioè praticamente se uno assorto dall'assistere al programma si dimentica il ragù, lo brucia, vuol dire che la trasmissione va bene. Ecco, quello è un test fondamentale. Dovresti chiedere alla signora, se le è mai capitato con noi, o forse è meglio evitare la domanda. Con noi sarà capitato, con noi sicuramente. Non siamo perfetti, però ci impegneremo quest'anno, cercheremo di abbattere la parete delle telecamere, entrare nelle case, cercheremo di fare... Allora diciamo ai telespettatori che il primo che brucia il ragù per noi che ce lo faccia sapere che gli offriamo una cena. Vabbè, trasmissione. Però devi portare il ragù bruciato. Ecco, il nostro sogno è che qualcuno bruci il ragù mentre è talmente preso da guardarci che... Questo è un bel segnale, Sì. È un bel segnale. No, la TV secondo me davvero, come tutte le altre cose, l'importante è farla con sincerità. Io per esempio posso parlare male di una trasmissione? Posso? Beh, non sta benissimo. No, dico di come è strutturata. Benissimo o non benissimo, se non diciamo mai quello che però pensiamo. parla, ma basta, buttiamoci nel... Dai. Dimmi te Grano che sei un comico, il comico spesso è molto critico. Quelli che il calcio, vedi un mucchio di artisti, anche bravi, che vanno lì a tifare o fare finta il più delle volte di tifare per una squadra. Scusami, a una trasmissione sul calcio, vuoi mandarci ospite il tifoso che attraversa l'Italia col caldo, col freddo? Vuoi prendere ospite il tifoso che sta là in curva a prendere anche le volte magari delle botte, il clima... Che dramma, Dado? No, non sei d'accordo? Io dico che quella è la visibilità è data alle persone sbagliate. Beh, la velocità, Antonio, adesso i men che non si dica in un minuto fanno... beh certo. Un minuto è anche molto. Tu guarda solo i talk show quando parlano di politica? La velocità è fondamentale 25 perché... parlare delle stesse cose in 45 minuti? Certo.
E soprattutto, ecco, visto che abbiamo rotto questo schema, ci sono ancora le briciole in terra dello schema, posso anch'io rompere non una lancia a favore, ma a sfavore. Lunedì mi è capitato di vedere Fuoco a mare, ed è un film, un docufilm bellissimo, devo dire. Ma oltre che bello, è bello perché ti coinvolge, è un pugno nello stomaco per la tematica che tocca, parla di Lampedusa, e veramente dopo quel film, fra l'altro fatto di scene vere, non c'è nulla di girato, non c'è nulla di recitato, sono scene vere messe insieme. Ecco. E ti rendi conto della fatica, ti rendi conto della devozione di queste persone al proprio dovere, ti rendi conto della speranza che ha questa gente quando arriva, quindi ti coinvolge molto. Finito Fuoco a mare, giro, si fa zapping e finisco su una trasmissione che si chiama Grande Fratello VIP. VIP, Very Important Person. Certo. Okay? Quindi uno si aspetta, non so, l'autore della Treccani, ecco. E mi compare subito il faccione da neonato di Bettarini. Bettarini in lacrime. Sì. Tristezza. Dico, ma come? Avrà visto anche lui Fuoco a mare? Una domanda. Niente, Bettarini in me, poi a un certo punto inizia una discussione, là dentro tutte queste belle ragazze, subrettine, eccetera, litigano, si azzuffano. Alla fine, insomma, viene fuori questo, che mi dilungo un momento, scusatemi, ma è troppo... sempre io con in testa Fuoco a mare. Praticamente Bettarini, confidandosi con Russo, il Clemente Russo, un pugile, che anche lui là dentro, ha confidato queste sue scappatelle che ha consumato nel periodo in cui era sposato con l'Avventura, facendo nomi, cognomi particolari, vabbè. Un gran signore, Ecco. insomma. Quindi questa cosa qui è esplosa, Ventura che denuncia tutti. Pare che fra l'altro fra queste avventure ci fosse anche una di quelle ragazze che stanno dentro il Grande Fratello VIP. Quindi, posso alcuni, è un pensiero che... No, scusa, ecco, a questo punto mi sono detto, ma questi sarebbero i VIP, sarebbero le persone più importanti, più significative d'Italia, perché se sono VIP... Certo. Ecco. Dopo la tragedia di Fuoco a mare c'era, non so, una Pamela Prati messa così, con la faccia triste, non ce la faccio più a stare qua dentro, e tutti quanti, poverina soffre. Cioè ragazzi, soffre poverina. No, voglio dire, una degenerazione di questo tipo che veramente mi ha indignato da una parte, mi ha fatto ridere dall'altra, perché ovviamente... Però sintetizza, perché ecco, sennò ce lo fai vedere anche noi in tempo reale, che non vogliamo vederlo da come... E quindi voglio dire, poi alla fine abbiamo questi contrasti terrificanti e non sappiamo più distinguere veramente le cose importanti. Very important person. Cioè, sono importanti questi? Vabbè, non insistere, abbiamo mandiamoli capito, ma non trattarci come persone che non capiscono la cosa. L'hai detta tre volte, ma noi già la seconda... Va bene, mi faccio tagliare da regista. Scusi, posso chiedere, mi è venuta una curiosità, ma secondo te dicono che comunque dietro c'è una regia, comunque c'è un copione? Lì sai benissimo che in quel momento lì ti secondo me non c'è, sai perché? Perché quella è gente che non studia. Quindi non glielo danno il copione. Per cui questo Bettarini credeva di essere dentro il Grande Fratello, ecco, non guardato perché... Non guardato e non ascoltato, ci sono microfoni dappertutto. È quello l'imbarazzante. Che non studia, invece lui ha studiato per diventare comico, certo. Ma ha studiato, soprattutto tu hai preso delle cose dalla vita reale, perché il comico questo fa, è un osservatore. Assolutamente sì, e sai chi mi ha dato questo grande regalo? Il lavoro che ho fatto e che sto facendo fino adesso, il barista. Proprio il barista, se tu, ogni persona che entra è un probabile autore, è tutto è nato, sai com'è nato, certo. Non volevi pagare l'autore? No, sta attento, entra uno, mi guarda e mi dice, mi fai un cappuccio senza caffè? Io sono rimasto così come siamo rimasti tutti. Guarda che hai fatto ridere anche Antonio, meno male. Non è mica facile. Ma sai la cosa bella? Che io, sai, fra comici, in quel momento stavo facendo il laboratorio dello Zeli con i ragazzi, e fra comici quando tu dici una battuta, dici stasera direi quella, loro ti dicono no, è brutta, questa qui non la direi. C'è un po' di invidia, no?
Io alla sera faccio questa tavolata, ero con un collega e lo guardo e dico, sai cosa mi hanno chiesto stamattina al bar lui? E io, un cappuccio senza caffè. Pensa che si è messo a ridere e mi ha detto, è bella, la devi fare sul palco. Io avevo paura di farlo sul palco. La settimana dopo ho fatto la gente standing ovation. Allora da quel momento ma avevi solo una battuta in quello spettacolo? No, ne avevi delle altre? Ne ho messe insieme. È per quello che ho fatto diventare autori tutti i miei clienti. Certo, Facci qualche altro esempio, dai, veloce? Spiamo il tuo mondo. Il pensionato è una roba meravigliosa, perché te tutte le mattine quando apri il bar ne hai 3 dietro in assetto da guerriglia. 3. Ma sai dove si arrappa il pensionato? Con la saracinesca col buco, perché bussa. E quando vedono il buco, bussano, si arrappano come dei mufloni. E in quel momento pensi, Dio non c'è, un bel cortocircuito. Lui mi rimane ingavagnato con la mano dentro. A 7 metri da terra, scodinzolo un po', io avevo già preparato un cartello. Saresti pensionato, pagato per stare a letto, ti sei alzato per rompere a me. E allora da lì parte tutto. La domattina entra uno, mi guarda e mi fa alle 7, Mauri, mi fai un caffè al volo? E io lo guardo e dico, ma dove devi andare? E lui, la coppa apre alle 8 e io chiudo alle 9 stasera, hai 13 ore davanti da te, vai alla coppa, vai in palestra, vai al brico, puoi fare tutto, sono queste le cose belle, capito? Sì. Vuoi che continui? Un altro paio, perché mi incuriosisce anche guardare la loro reazione, perché un po' li conosco e vedo che ridono di gusto. Dai, ancora un paio. Un paio te lo dico subito. Do la parola I più pericolosi sono quelli che stanno al banco e non consumano. Io l'altra mattina ne guardo uno e gli dico, vuoi un caffè? Sai come mi ha risposto? No, l'ho bella tolta qua. Allora ti viene da dire, spostati. No, rimangano lì. E fanno dei capannelli, io ascolto. L'altro giorno uno guarda quell'altro e dice, festeggiamo il compleanno delle mie nipotine, quell'altro, so come si chiama l'altro, Martina, e l'altro, è un maschio? Sempre loro due, Dopo attento. Ti aspettiamo per il gran finale, ce le vuoi... va bene. Fatti desiderare un po'. Dai, che... Dopo ci racconti quella degli autobus. Li lasciamo con la collina in bocca. E intanto avevamo promesso al pubblico da casa di fargli sentire questo brano con cui hai sbancato. Beh, sbancato magari, avessi sbancato, comunque sì, è stato ascoltato tanto in radio. Se Bruno è Poi pronto. posso raccontare un aneddoto nel frattempo? Allora, Sì. Un aneddoto di Valentina, poi vai col filmato, lo dici a Enrico? Sì, l'ho già pronto. Lo dici alla regia? Arrivo. È una piccola grande soddisfazione. Quest'estate io, come tutte le estati, vado a lavorare in Sardegna e là per caso non me ne ero mai accorta, c'è una paninoteca e i gestori, l'ho letto leggendo la porta sopra, Dalila e Gianmario. Allora io entro e fa, ma scusate, la prima volta che leggo questa, cioè la vostra insegna, io leggevo sempre solo paninoteca, sinceramente. E chi è Dalila? Allora lei, una delle due ragazze, fa, io? Ma sai che io ho scritto una canzone che si intitola proprio Dalila? E lei mi fa, ma sei tu? Dico, come sono io? No, sei tu Dalila. Cioè, è iniziato un attimo, no, sei tu che hai scritto la canzone. Dico, sì, ho scritto, ma forse hai ascoltato la mia, sei sicura di aver ascoltato la mia? Sì, è quella che fa Dalila. Insomma, aveva ascoltato la canzone e le era piaciuta, l'avevano scaricata, insomma, quindi una piccola soddisfazione. Dai sì. che adesso siamo pronti per vederla. Sarò la luce di una candela che accendi ogni giorno per la tua preghiera. Sarò l'acqua di un ruscello che ti sveglia e ti rinfresca in una limpida certezza. Sarò tutto questo perché ho rivisto un briciolo d'amore dentro me. Sarò tutto questo perché ho riscritto il mio destino che parla di te. Sarò una ghirlanda di fiori indossati su dei capi multicolorati. Sarò una goccia di rugiada che timida scivola
sulla tua strada sarò. Tutto questo perché ho rivisto un briciolo d'amore dentro me. Sarò tutto questo perché ho riscritto il mio destino che parla di te. Dalila, veglierò le tue notti con tutti i sogni infranti, ma Dalila, ce la farai a crescere senza timore di volare. Non giudicherò qualunque cosa farai, cadrai ma poi ti rialzerai. Sarai portata da un soffio di vento e verso l'orizzonte sorriderai. Sarò un raggio di sole che spezza le tue ombre ridonandoti il calore. Sarò una foglia portata dalla burrasca in questa vita straordinaria e un po' pazza. Sarò tutto questo perché ho rivisto un briciolo d'amore dentro me. Sarò tutto questo perché ho riscritto il mio destino che parla di te. Dalila, veglierò le tue notti con tutti i sogni infranti, ma Dalila, ce la farai a crescere senza timore di volare. Non giudicherò qualunque cosa farai, cadrai ma poi ti rialzerai. Sarai portata da un soffio di vento e verso l'orizzonte sorriderai. Sarò due calzini bucati, più comodi però di quelli appena comprati. Sarò quell'orsetto spellacchiato che dorme con te per non sentirsi abbandonato. Dalila, veglierò le tue notti con tutti i sogni infranti, ma Dalila, ce la farai a crescere senza timore di volare. Sarò la speranza coltivata nei tuoi occhi, anche quando tu non ci crederai più. La 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 la, la 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 la. Sveglia la Valentina, adesso io ho dei sospetti che lei in realtà fosse in grado di cantare, ma volesse farci vedere giustamente. Prima o anche, poi me l'avrei fatta vedere. Prima o insomma, poi ce l'avresti fatta vedere. Anche una cosa volevo dire, ma quante volte l'hai detto il nome? Più che come si chiama? Venditti lì, l'hai nominata non ho parecchie calcolato, volte. però sì, tante volte. Più di 100, eh? No, 100 no. Beh, non so, una decina forse? Forse di più? Non lo so, non ne ho contate, adesso le conterò a casa. No, volevo dire una cosa, la regia è di Mirko Mirabella. Intanto che lo vieni a dire, sì. alzati che facciamo vedere anche il palco, perché stasera nessuno si esibisce sul palco, ma prossimamente, non so se poi la regia l'ha illuminato perché non era previsto di usarlo, sì, possiamo fare vedere anche il palcoscenico che useremo nelle puntate a venire. Nella mia postazione. Quindi lo inauguriamo con questo aneddoto. No, l'aneddoto è che oltre... Se è troppo buio lasciatela raccontare l'aneddoto da sola e noi andiamo avanti qua. No, ma come? No, ma fammi compagnia, scusa. No, la regia è di Mirko Mirabella, la ragazza che fa Dalila, diciamo, nel videoclip si chiama Sabrina, ed è stata vista tantissimo dal nord a sud Italia perché, fra l'altro, questo videoclip è stato primo in classifica tra i videoclip più visti nelle televisioni, quelle come la nostra. Come ma questo l'avevamo detto prima? No, le classifiche radiofoniche, ma del video non l'avevo detto. Ah, quindi anche il video è stato... Il video no, è stato proprio primo in classifica proprio. La canzone nel top 20
e il video invece è proprio primo in classifica tra le canzoni più viste proprio delle radio e delle TV radio locali per tutta Italia, quindi dalla Val d'Aosta fino alla... E cosa ti devo dire? Mi lasci senza parole? No, vabbè, ma senza parole ci sono rimasta. Io quando mi sono vista prima in classifica, in quella... poi ovviamente a merito di Mirko, merito di Sabrina, che è bellissima, è una bimba fantastica, di sua mamma e di suo papà che ci hanno dato la possibilità di poterla riprendere, quindi insomma... Chiaramente lì te reciti, cioè il canto l'hai registrato in studio, perché quando certo, canto non puoi avere la microfonia lì quando sei No, attaccata all'albero. ovviamente la canzone la registri in studio e poi dopo fai un playback con il videoclip. Lo dico cosa per che per me è tremendo, io sono negata a fare il playback, io sono negata a fare il Perché i playback. nostri telespettatori sono in questo molto senso, più avanti tecnologicamente di quello che vedi. no, dicevo, sono negata io a fare il playback e in qui entra in gioco la bravura anche del regista a carpire i momenti giusti dove ero il sincro, perché io sono veramente scandalosa a fare il playback su me stessa. Vabbè, sei brava anche come a rimetto qua. pubblicizzare i tuoi prodotti, però il vero artista comunque deve continuare a fare quello che hai fatto fino adesso, cioè spiegarsi con le sue opere soprattutto. Devono essere loro a parlare. Sì, probabilmente sì. Anche perché se parlo io bene, stia zitta. No, questo non è. Russo l'abbiamo ingaggiato perché effettivamente il gruppo qui televisivo e la compagnia avevamo bisogno del fotografo ufficiale, quindi tutte le volte che avremo bisogno di lavori quasi gratuiti tu ci sarai. Benissimo, perché è una TV che si sta facendo dove insomma delle volte non riusciamo dobbiamo anche fare i servizi fuori, il tecnico vuole sempre stare con la famiglia, non si può uscire con le telecamere, non si può uscire, quindi abbiamo manovalanza in più. Sì. Antonio, stiamo... No, stavo dicendo una cosa prima, che comunque la satira, la comicità, quello che è, attinge comunque dalla vita reale, no? Quindi distorce questa vita reale, amplifica. Ecco, questo qui è stato un anno strano, è stato un anno neanche di passaggio, un anno di attese, no? L'attesa, non so, del lavoro, l'attesa del pensionamento che non si sapeva quando, l'attesa che migliorasse un po' la nostra vita, la qualità della vita, che ci fosse più gente che avesse qualche soldo in tasca. E quindi praticamente è una fase talmente liquida, talmente poco fissabile, che è veramente difficile il lavoro del comico. Cioè, il comico lavora sulle cose finite, sugli eventi accaduti, ma è difficile lavorare sulle attese, sulle aspettative, sulle... Sì, adesso vi fate un mucchio di complimenti perché c'è un comico qui. Se c'era un attore di prosa diceva voi sì che fate teatro civile, dai, il comico è sempre pronto a dire la battuta fine a se stessa, a fare goliardia, non fare il buono. No, ma non faccio, no. Io sto parlando proprio del dove andare a prendere, no? Ti ricordi che ci fu un periodo in cui facemmo un pezzo in cui dicevamo che il mestiere del comico non c'era più. Non c'era più di cui far battute. Ah, beh, certe volte abbiamo avuto dei personaggi pubblici, dei politici che sì. Erano più comici erano dei più comici. avanti, Io non vorrei fare dei nomi, ma ce ne sono anche fare adesso. Fare la satira della satira era difficilissimo, ti ricordi? Sì, sì, assolutamente. E quindi adesso invece è la satira del nulla, cioè dell'attesa. Cioè non c'è una cosa da... facciamo parlare un diretto interessato, sei d'accordo te? Io devo ancora capire perché faccio ridere, pensavo. Per cui faccio fatica a rispondere a certe cose. Però sono assolutamente d'accordo. Però cosa dimmi? No, approfittavo, mi era venuto in mente che so che il 19 ottobre sei al Guernelli a Bologna, che è un locale, e io ti vengo a vedere. Anch'io. Anch'io? Il 19? Anche noi, possiamo. Al Circolo Arci, Antonio Guernelli. Sì, perfetto. 19 ottobre? Sì. Canta anche Valentina? Ma non lo so. Lì no, lo so. Perché non facciamo una bella cucciolata alla Valentina che canta? Io che
faccio Che le sono foto. quelle cose belle che vedo. Esatto. Credo che abbiano Come già fotografo. fatto il budget per te, se hanno del Faccio budget me. per raggiungere, fai a metà con lei No, ma dello vabbè, stipendio. per cantare una canzone vengo come ospite. No, se gli dimezzi lo stipendio non la vuol più la Valentina. Chi? Ma vengo anche a piedi No, per ma io vengo Valentina, anche, vengo anche dipende. gratuitamente per Maurizio. Oh, vedi? Fa parte del progetto Handicap che aiuta le persone bisognose, mi dà soddisfazione. Perché mi guardi con quella faccia un po' inquieta? Quando c'ho dietro dal fiume ho detto... No, ma mi lui è sembra così. una roba che dico, ma dove cazzo Sì. sono? Perché non... No, attenzione, adesso... Dai, ricordiamoci altre, dove siamo. Mi è scappato. Ci fai altre 2 chicche dal tuo repertorio? Ti finisco i 2 che facevano... Dai. Dove sei stato in ferie? In Liguria. L'altro, Sochmen, che bel posto, e l'altro, dov'è? Mauri, ciao, mia moglie mi ha detto di portare a casa 2 caffè. Dove me le puoi mettere? E io gli ho detto, in una bottiglietta di vetro. E lui ha detto, benissimo, 1 me lo fai macchiato? Mauri, Stupendo. Mauri, mi dai un succo di frutta? Come lo vuoi? Alla frutta. Poi ti dico la top 10 che chiudiamo, quella che mi piace proprio di più. Va bene. Ci sì. sta? Chiedo alla Bruna, ci sta. Mauri, i panini che sono in vetrina sono lì dalla mattina? Io dico sì. Per cui anche il prosciutto è lì dalla mattina? No. Ogni tanto si sveglia, gli ho detto. Ritorna Ninino, si fa 7-8 docce, si risuicida e torna dentro. Ma ha risposto così secco. Dai, però vedi anche solo con... è un altro modo di vedere le cose. Ma no, ma non è come... Non Certo. riesco, la mia non... Col buon umore, aiuta le persone. No, ma quest'uomo. leggere la gente è meraviglioso. Mio figlio non ci credeva, che io tutto quello che io gli dicevo, diceva che non era vero. Una sera siamo a mangiare la pizza, io e lui, l'ho guardato e gli ho detto, quelle 2 persone di fianco a noi, secondo me ci daranno un bel pezzo da fare. Ho detto, stai solo attento, Gliel'ho dichiarata. Sai dove erano sedute? Sotto il forno della pizza. Ah. Dopo 10 minuti è arrivato il cameriere, desiderate, sai come ha risposto? Fate le pizze? E lì mi sono salvato con mio figlio. Però vuoi dire che conosci già un po' a grandi linee per sommi capi i caratteri, sei in grado... No, devi ascoltare, quando apre la porta, come quella che entra dentro, che mi guarda e mi fa, per entrare devo spingere, gli ho detto, signore, già dentro? Dai, sono contento che di aver iniziato la puntata con anche un soggetto come Maurizio Grano, È un grande. che ha portato proprio quel bar. di armonia, Bene, ho piacere ragazzi, sono stato di allegria benissimo. che è Allora la prossima volta cambio calzini, Ti presto io i miei Pua, dai. Ma oggi, non so perché oggi vi è presa la mania di parlare di calzini. Ho ascoltato la canzone della Valentina, anche lei parla di calzini nella È canzone. vero, calzini bucati. Sì. Prossimo Antonio metteremo tutti i calzini bucati. Sì, perché voglio dire, è un argomento estremamente attuale. Beh, sono più comodi di quelli appena comprati. Certo. Ringraziamo anche la nostra telespettatrice che è venuta in studio non sapendo bene cosa le capitava, ha potuto essere dalla parte di qua delle telecamere e la prossima volta avrà un collega o una collega nuova qui e lei sarà. Grazie, sono io che ringrazio voi dell'opportunità che mi avete dato, dell'invito. È stato un piacere. Applaudiamo noi il pubblico. Applaudiamo noi il pubblico. Lucio, noi ci rivediamo prossimamente non ce la fai una foto prima di andare via? Non dovresti essere come un cantautore che sono stato privato della macchina fotografica questa mattina, che se l'è presa mio figlio e l'ha portata in Slovenia, quindi per 2 o 3 giorni sono senza. Va bene, E quindi, scusi se intervengo, Beh, quindi un fotografo non fotografa mai con un cellulare come... La miglior macchina fotografica è quella che hai con te. Ecco. Allora anche col cellulare, con tutto. Sì. Comunque è un'occasione, è un motivo per farlo tornare, no? La prossima volta. Dai, Verrai attrezzato. È un motivo per aver furbo anche lui, dice così torno. Ma noi avevamo già previsto che entrasse nel gruppo. Certo. Allora, dai, Maurizio Grano,
Valentina Grazie. Matarossi, Ciao a tutti! Antonio Pizzurro, Lucio Russo, Daniela Zappone, Davide Dal Fiume, Bruna Giacomoni. La regia di TV, Bottega del Buon Umore, vi aspettiamo qui tra 7 giorni. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road.